Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Di nuovo trattori e mezzi pesanti nelle strade siciliane. Da Palermo a Sciacca, alla Piana di Gela, alla protesta degli agricoltori. Allo stremo per i debiti e la siccità, criticano le politiche dell'Unione Europea. Ancora focolai attivi a Licata, nel rogo del deposito di rifiuti. In azione stamane anche Canadair ed elicotteri. Preoccupazione per le conseguenze della nube in cielo da giorni. Sempre chiuse le scuole. A Palermo, orchestra sinfonica divisa sulla direttrice Beatrice Venezzi. Non sa dirigere, protestano alcuni musicisti. Non è affatto vero, replica il sovrintendente Peria. Riparte il sogno della Gigafactory nelle Travalle di Catania. In arrivo dalla Banca Europea per gli investimenti 560 milioni per rilanciare la produzione di pannelli solari creando nuova occupazione. I giudici riaprono il caso di Anton Bivona, il giovane di Adrano morto in circostanze misteriose in Germania. Non convince la tesi del suicidio, si valuta la pista dell'omicidio. Respinta l'archiviazione. Librino, non solo arresti per droga, c'è un volto sano del quartiere. Gli orti sociali rigenerano un terreno una volta maxi discarica e si lavora anche per realizzare alloggi popolari. Tra poco, in vista del 5 febbraio a Catania, vedremo uno dei luoghi più visitati da turisti e devoti di Sant'Agata, il carcere dove, secondo la tradizione, è stata rinchiusa e dove è morta la martire. Calcio, serata nera per il Catania che gioca bene ma perde per un gol la sfida con il Rimini. Per arrivare in finale bisognerà vincere con 2 reti di scarto. Il Palermo ingaggia Diachité della Ternana. Bentrovati, tornano a protestare gli agricoltori che anche oggi sono scesi in strada con trattori e mezzi pesanti. Sotto accusa le politiche europee. Gerry Italia. Per un buon che coltiviamo, non lo so quello che ci hanno in mente, che ci hanno tradito tutti. Non ce n'è più colore politico, tutti uguali sono. L'onda verde dal nord Europa sbarca anche in Sicilia questa mattina a diversi blocchi in diverse parti dell'isola, trattori e mezzi agricoli a bloccare le strade da Palermo fino a Gela. Da giorni in tutta Italia e in diversi paesi europei è in corso la mobilitazione contro le politiche agricole imposte dall'Unione Europea che vengono definite disastrose e distruttive per l'intero comparto e adesso la protesta sbarca anche sull'isola, da Palermo a Sciacca fino ad arrivare alla Piana di Gela, patria dei carciofi e del grano. Questa mattina diversi agricoltori del territorio, soprattutto gelesi e niscemesi, si sono radunati con i loro trattori nella zona di Ponte Olivo. Nessun blocco stradale ma un lungo corteo di macchine agricole che da Gela è arrivato fino al bivio per Niscemi. Noi non vogliamo vivere di assistenzialismo, noi vogliamo essere aiutati non per abbandonare i terreni, ma per migliorarci, sia noi come aziende agricole, e migliorare la biodiversità dei terreni. Proteste degli agricoltori anche contro la produzione di farine derivate da insetti hanno gettato qui, come vedete, una manciata di vermi ancora vivi e dall'altra parte invece il cosiddetto oro giallo, il grano. Dobbiamo mangiare verme per avere l'olio. Oro, di Ticino. Non potremmo mantenere neanche i nostri figli. E adesso gli agricoltori sono allo stremo, sommersi dai debiti. Il costruttore non mi vuole fare entrare, che sono sotto. Qualche 50.000 euro di interesse, io non hai manchi i soldi per sopravvivere e mandare i miei figli a studiare. Nei campi locali l'acqua non arriva e le dighe non danno copertura, i prezzi di produzione per le materie prime sono alle stelle, le aziende soccombono perché non riescono a stare su un mercato dominato da produzioni a basso costo che arrivano da mercati esteri e così le aree rurali si spopolano. Il governo nazionale, se vuole dare un aiuto al nostro settore, lo può dare facilmente, bloccando i prodotti che arrivano da extracomunitari, Egitto e Tunisia. Non si può farci massacrare dall'Egitto e dalla Tunisia con i carciofi, con prezzi bassi, senza controlli fitosanitari. Non c'è niente. Il sit-in proseguirà anche domani, volto principalmente a rilanciare una vertenza che sembra adesso non avere fine. L'incendio del deposito di rifiuti a Licata e il rischio nube tossica. In azione anche Canadair ed elicotteri per spegnere gli ultimi focolai del rogo. Davide Sardo.
A Licata imperversa ancora la nube tossica sprigionata dalla combustione anche di rifiuti speciali nel deposito di stoccaggio dell'impresa Omnia in contrada Bugiades, preda di un violento incendio divampato la notte tra sabato e domenica scorsi. Il viceprefetto di Agrigento Elisa Vaccaro si è confrontato in videoconferenza con l'assessore comunale a Licata Angelo Curella ed è stato confermato, almeno fino a domenica, lo stop a scuole, ville, spazi comunali, mercati, cimitero e manifestazioni pubbliche varie. Nel frattempo proseguono le operazioni di spegnimento dei cumuli di rifiuti. La cappa di fumo sospinta dal vento si è spostata dalla città verso il mare. I vigili del fuoco lavorano instancabilmente 24 ore su 24 con difficoltà a causa di spazi e accessi limitati alla struttura. Dalla Calabria, dalla Mezzia Terme, è giunto un Canadair e da oggi voleranno nel cielo licatese anche degli elicotteri che butteranno acqua nel deposito. L'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Angelo Balsamo, con l'ARPA, Protezione Ambiente e l'azienda sanitaria, monitora l'evolversi della situazione a tutela della salute pubblica. E all'Assemblea regionale è stato accolto un ordine del giorno firmato dall'ex sindaco di Licata e deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano, che impegna il governo ad adoperarsi per ridurre il rischio di un danno grave ai cittadini e alle imprese dell'area interessata dall'incendio, ad istituire un'apposita commissione d'inchiesta e un tavolo tecnico con assessorato alla sanità e ARPA e a dichiarare lo stato di emergenza. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata stamane dopo le 6 al largo della costa di Sciacca, nell'Agrigentino. Il movimento tellurico è stato percepito dalle popolazioni della stessa Sciacca, di Caltabellotta, Ribera e di qualche area del Belice. Per fortuna nessun danno a persone o cose. Soldi e regali per informazioni su gare pubbliche. Emergono nuovi particolari nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto il deputato regionale Dario Safina. Luca Ciliberti. Concorsi truccati e nomine in cambio di favori, gare pubbliche pilotate. Protagonisti un deputato regionale del PD di Trapani, Dario Safina, 2 dirigenti e un consulente della municipalizzata che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti in città e un manager di una impresa del settore della pubblica illuminazione. E come spesso accade, è una casualità a far scattare le indagini. L'inchiesta parte nel settembre del 2020 dopo l'incendio di un impianto di raccolta di rifiuti della Trapani Servizi SPA. La natura, evidentemente dolosa del rogo, spinge i militari a disporre una serie di intercettazioni a carico dell'amministratore unico pro tempore della società comunale che gestisce i rifiuti, Carlo Guarnotta. E si arriva a ipotizzare una sorta di combin volta a far nominare Guarnotta direttore generale dopo la sua decadenza dalla carica per l'insediamento del nuovo CDA. Il piano sarebbe stato realizzato truccando il concorso che avrebbe dovuto designare il dirigente, banda aggiustata d'arte in cambio della consulenza di un altro coinvolto nelle indagini, Rosario Bellofiore. Per superare le perplessità del sindaco di Trapani, Tranchida, sarebbe intervenuto proprio Dario Safina, all'epoca assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani. Safina spunta anche in un altro capitolo dell'indagine. Il parlamentare regionale avrebbe fatto avere a Cristian Valerio, anche lui indagato, manager della Green City Light, informazioni che avrebbero fatto vincere alla sua società gare pubbliche bandite dal comune di Trapani. In cambio avrebbe avuto 50.000 euro per iniziative comunali, 10.000 euro per le luminarie cittadine, 4 telecamere da installare accanto a 2 fontane cittadine per la videosorveglianza, 2 dispositivi di illuminazione di un'opera d'arte e regali che secondo i PM sarebbero stati sollecitati da Safina, ora deputato regionale del PD, per conseguire il personale vantaggio di accrescere la propria visibilità e quindi il personale consenso presso il corpo elettorale. Safina si è autosospeso dal PD in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Beatrice Venezzi stroncata dagli orchestrali del Politeama di Palermo, non sa dirigere. Il sovrintendente ai nostri microfoni non è affatto così. Marco Gullà. Musica e polemiche, verrebbe da dire, è il caso che sta scuotendo in questi giorni l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Riflettori ancora puntati sulla direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che nel corso di una performance al Teatro Garibaldi Politeama di Palermo non le è stato tributato l'apprezzamento che di solito si riserva al direttore, ovvero battere rumorosamente i piedi sul palco. Al termine di 2 serate di concerti al Teatro Politeama sono rimasti immobili e hanno fatto calare il silenzio. Non sa
dirigere, hanno detto 3 professori d'orchestra. Critiche, polemiche, orchestra spaccata? A fare chiarezza ai nostri microfoni ci ha pensato il sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Ho partecipato alle prove e ho visto che c'era un buon movimento tra le parti, un buon sentiment, mi verrebbe da dire. E allora ieri appunto ho interrogato le prime parti, quelle figure orchestrali di rilievo, quelli che sono l'ossatura di un'orchestra, e loro hanno fatto una dichiarazione aperta dove hanno manifestato solidarietà al direttore Beatrice Venezzi, non riconoscendosi nelle parole di questi 3 singoli professori d'orchestra. Io ovviamente ho dichiarato la mia massima stima e solidarietà al direttore Venezzi e l'ho invitata la prossima settimana per fare la sua seconda produzione, quindi da martedì sarà nel nostro teatro per iniziare le prove. Al di là delle polemiche, la Venezzi tornerà quindi a Palermo per un nuovo concerto. In questo momento i numeri danno ragione all'Orchestra Sinfonica, sold out quasi sempre. In arrivo dalla Banca Europea per gli investimenti 560 milioni per ampliare la capacità produttiva della Gigafactory di Enel Green Power nell'Etna Valley. Entro la fine del 2024, annunciano dall'azienda, diventerà la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Emanuela Corsi. Un pacchetto finanziario da 560 milioni di euro per far ripartire il progetto di sviluppo della Gigafactory Trisan di Enel Green Power nell'Etna Valley. Questo, come annunciato dalla stessa azienda, permetterà di passare dagli attuali 200 megawatt circa a 3 gigawatt annui entro la fine del 2024, diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Il finanziamento si è concretizzato grazie alla collaborazione tra la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, sostenuta da Invest EU, e un pool di banche italiane guidate da Unicredit e affiancate da SACE. Oltre a generare energia pulita sufficiente a rifornire l'equivalente di 1 milione di famiglie all'anno, l'operazione della Gigafactory di Catania punta a stimolare anche la crescita economica siciliana, con la prospettiva di aumentare l'occupazione locale, diretta e indiretta, creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro entro il 2024. Un progetto che però negli ultimi mesi sembrava essersi arenato. Lo scorso dicembre, infatti, davanti allo stabilimento etneo si era tenuto un sit-in di protesta dei lavoratori che hanno manifestato grande preoccupazione dopo l'ennesima proroga del cantiere. Ritardi che avevano fatto nascere la paura di una totale dismissione o un ridimensionamento del progetto di sviluppo del sito siciliano. Il progetto supporta la più ampia missione di REPower EU, contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre quasi 600 gigawatt da fonte di energia solare entro il 2030, riducendo così in parallelo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando gli approvvigionamenti di componenti fotovoltaiche da quelle cinesi. I giudici riaprono il caso di Anthony Bivona, il ragazzo di Adrano morto in circostanze misteriose in Germania. Il GIP di Roma ha respinto l'archiviazione, non convince la tesi del suicidio, si valuta la pista dell'omicidio. Luca Ciliberti. Era la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2021. Anthony Bivona da Adrano si era trasferito da tempo per lavoro a Darmstadt vicino Francoforte. Quella sera aveva parlato con la sorella Grazia, qualcuno aveva bussato alla porta, i due si erano salutati velocemente. Da quel momento il silenzio fino alla telefonata della polizia tedesca. Anthony è morto, la polizia chiude il caso come suicidio, un'ipotesi a cui i familiari non hanno mai creduto. Oggi il GIP di Roma ha respinto l'archiviazione e chiesto ulteriori indagini valutando anche la pista dell'omicidio. Nonostante quella che era stata un'udienza concitata nel mese di dicembre scorso, oggi abbiamo incassato questo grande risultato che ci dà fiducia affinché venga fatta la luce, la giusta luce, ed emerga la verità di ciò che è successo quella notte in cui si è verificata la tragedia di Anthony. La fidanzata del ragazzo, di origine turca, in una prima versione aveva dichiarato che Anthony si sarebbe impiccato in bagno, invece il corpo è stato trovato nella tromba delle scale del condominio. Subito dopo la morte del ragazzo il cellulare, così come accertato dagli inquirenti, si è spostato per quasi 1 chilometro e ha effettuato una telefonata via WhatsApp, poi cancellata perché non risultasse traccia. Ed è proprio sul cellulare, la scatola nera della vita di Anthony, che la famiglia chiede e ha sempre insistito di indagare in modo più approfondito per trovare ulteriori risposte. Ci aspettavamo
che la Procura di Roma rispondesse prima e più solennemente sulla richiesta di autopsia che è arrivata solo dopo 5 mesi. Questo è stato il dato che un attimino non ci ha consentito, almeno dal punto di vista dell'autopsia, di ottenere subito le risposte che chiedevamo, anche attraverso l'audizione di alcuni testimoni che non sono stati adeguatamente sentiti nei tempi vicino alla tragedia, e con testimoni nuovi che invece non erano mai stati sentiti né dall'autorità tedesca né da quella italiana. Adesso saranno sentiti gli amici con cui Anthony aveva contatti in Germania e soprattutto la fidanzata Ilada. Catania, dopo gli arresti per droga, Librino cerca di rialzarsi. C'è anche un volto sano, quello degli orti sociali realizzati dove un tempo c'era una maxi discarica. E intanto si lavora per realizzare alloggi popolari sul viale Moncada. Torino De Mana. Si può aggiustare, Librino si può sollevare finalmente. Una ventata di fiducia e di speranza arriva da Franco, uno degli ortolani di Librino, perché Librino non è solo spaccio di droga, degrado e spazzatura. Da queste parti si respira un'aria nuova e soprattutto salubre, dopo che per anni questo terreno era una mega discarica. Ci troviamo in uno degli orti sociali dove non solo si semina cibo sano, ma contemporaneamente germogliano collaborazione e inclusione. E se al viale Nitta 12 ieri è stata azzerata l'ennesima piazza di spaccio con 14 arresti e 31 indagati, gli ultimi 2 si sono costituiti ieri sera, qui si coltivano amicizie e rapporti umani. Noi dopo le fatiche del lotto ci riuniamo qua sempre un po' di persone, portiamo da casa se c'è qualche cosa da mangiare e ci passiamo un po' di tempo che facciamo una scampagnata. Siamo l'invidia del Librino. Librino non è tutto brutto, assolutamente no. Venite qua e vedete l'oasi che c'è, è una cosa meravigliosa. Ci sono tanti ragazzi che sono fuori e qualcuno viene qua, vuole un qualche pezzettino di lotto, questo qua. Se è vuoto noi lo diamo, un pezzettino. L'altra faccia di Librino è anche quella dell'edilizia popolare, che piano piano sta dando la possibilità agli aventi diritto di avere un'abitazione decorosa. Aprirà a marzo anche il cantiere per realizzare in viale Moncada 27 2 edifici da 64 alloggi. Un progetto che si concretizza grazie all'input dell'amministrazione comunale e che sarà realizzato nell'ambito del PNRR. Poco distante dal cantiere, dove verranno realizzati gli alloggi, l'immancabile incendio di spazzatura rende l'aria irrespirabile. Per fortuna il vento soffia in direzione opposta, così gli orti sociali sono al riparo da fumo e diossina, almeno per oggi. A Nicemi la polizia ha scoperto 28 kg di marijuana nascosti negli stipiti delle porte di un appartamento. La droga era suddivisa in confezioni saldate alle architravi. Sono stati arrestati 3 uomini. La marijuana avrebbe fruttato oltre 200.000 euro sul mercato clandestino. Quando viale Santa Panagia a Siracusa si trasforma in una pista di Formula 1. Non si vede nemmeno un vigile, dicono i cittadini ai nostri microfoni, ma è boom di multe sulle autostrade della città. Francesco Aloi. Una strada che molto spesso scambiano per pista di Formula 1 e invece il viale Santa Panagia. Attraversare qui diventa rischioso. Qua sempre sfrecciano le auto, se non c'è mai nessuno sfrecciano sempre. Che qua un vigile urbano non si vede neanche a pagarlo 1.000 lire. Ci sono dei motori che camminano fortissimo e io sento il rombo da casa mia che è pauroso, che mi fa pure paura. Una volta c'era il semaforo pedonale, adesso è spento, ma c'è anche un sottopassaggio per attraversare in sicurezza, murato. Chi frequenta la zona chiede che si faccia qualcosa. La soluzione potrebbe essere il semaforo pedonale a chiamata. In questi tratti bisogna stare attenti, dove ci sono le strisce pedonali. Attraversare qui significa quasi rischiare la vita. La vita, perché hai visto qua la velocità 70, 80 camminavano, ma se ci fai il segnale con le mani non si fermano. Oltre alla chiesa, a 2 passi ci sono tribunale, scuole e uffici. Servirebbero anche più controlli che invece ci sono in autostrada. Quasi 8.000 le infrazioni contestate dalla Polstrada di Siracusa nel 2023. Tantissime multe e 0 incidenti mortali. Troppe macchine! È un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. E intanto questa scena di Johnny Stecchino è ormai superata. La città dove c'è più traffico in Sicilia non è più Palermo ma Messina. È la 4ª in Italia dopo Milano, Roma e Torino, la 24ª al mondo.
e guidare diventa sempre più un problema. Ormai il 5 febbraio è vicino, entriamo in uno dei luoghi più ricercati e visitati dai turisti e dai devoti di Sant'Agata, il carcere dove, secondo la tradizione, è stata rinchiusa ed è morta la martire catanese, Adelaide Barbagallo. Il santuario Sant'Agata Carcere è il luogo più emozionante della storia della martire catanese, un luogo che ci racconta la sofferenza ma anche la grande fede di questa fanciulla che qui per ben 3 volte è stata rinchiusa. Entriamo. La prima volta Sant'Agata entra qui dopo aver rifiutato di rendere culto agli dei. La seconda volta quando subisce l'asportazione delle mammelle e la terza volta invece quando, dopo essere stata bruciata nella fornace, entra qui e muore. Cosa ci raccontano queste mura? Matilde Russo. Sono 2 ambienti. Come vedete, quello più in fondo, dove c'è la famosa finestrella. Che molti pensano sia la finestrella dove Sant'Agata si affacciava o prendeva un po' di aria, ma è così realmente? Quella che si vede anche nell'iconografia, nell'immagine classica di Sant'Agata in carcere, in realtà quella è una parte che è stata costruita nel 1500, quindi 1300 anni dopo rispetto a quando vive Sant'Agata. Invece questo primo ambiente, questa prima stanza è stata indagata anche dagli archeologi che hanno confermato la datazione al periodo romano. Ovviamente non è sicuro che fosse proprio un carcere, quella è la tradizione che però appunto è molto antica e molto consolidata in città, però sicuramente possiamo dire che questo ambiente all'epoca di Sant'Agata esisteva. Ma c'è un segno che colpisce subito il visitatore e sono le orme di Sant'Agata impresse su questa roccia. La tradizione racconta che mentre i romani cercavano di convincere Agata ad abbandonare la sua fede, lei a un certo punto batte il piede per terra e disse: è più facile che questa pietra si rammollisca piuttosto che mi rammollisca io e abbandoni la mia fede per venerare i falsi dei. E nella pietra lavica, nella pietra più dura che esiste in natura, rimane impressa l'orma dei suoi piedi. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la rabbia del Catania per una sconfitta che brucia. E intanto per il mercato il Palermo prende Diakité. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, serata nera per il Catania che gioca bene ma perde per un gol la sfida con il Rimini. Per arrivare in finale bisognerà vincere con 2 reti di scarto. Torino De Mana. 1000 tifosi al seguito per spingere il Catania, ma i rossazzurri al Romeo Neri di Rimini incappano in una serata nera, perdendo 1-0 la sfida contro i romagnoli, valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Per arrivare in finale servirà il calore del Massimino per ribaltare un risultato per la verità bugiardo. 0 gol, rabbia e tante recriminazioni che dovranno essere trasformati in energia positiva il prossimo 28 febbraio, visto che per eliminare il Rimini bisognerà vincere con 2 reti di scarto. Tutta colpa di questo gol, arrivato al minuto 38 che spacca la partita sotto lo sguardo di Pelligra. Cernigoi fa un buon lavoro sull'out di sinistra e imbecca la Mesta, che al minuto 38 supera Betters in uscita. 1-0 Rimini e doppia protesta dei rossazzurri per una spinta irregolare ed un presunto fuorigioco. C'è una gomitata in faccia a Conte che con dei segni ben evidenti. La squadra
tra virgolette si ferma un attimo perché attende il fischio dell'arbitro con conseguente espulsione. L'occasione del pareggio arriva subito dopo, ma Costantino da posizione favorevole timbra il palo. Nella ripresa Lucarelli cambia modulo e getta nella mischia Buai Cicerelli per Curado e Costantino, passando alla difesa a 4. Il Catania perde in lucidità ed i padroni di casa difendono con ordine e ripartono in contropiede gestendo palla e partita. Compito più agevole dal minuto 30 della ripresa, quando un'entrata scomposta su Jacoponi costa il rosso a Zammarini che lascia la squadra in inferiorità numerica. Un quarto d'ora più 6 di recupero che vengono gestiti dai romagnoli, con il Catania che evita di scomporsi troppo per non subire il 2-0. Tutto rinviato al match di ritorno, quando il fattore Massimino potrebbe fare la differenza. Non posso dire niente ragazzi, loro hanno fatto tutto il possibile per vincere questa partita. Ringrazio anche i tifosi perché alla fine ci hanno applaudito, hanno capito lo sforzo dei ragazzi anche in 10. Se potremo giocare la partita di ritorno con un modo diverso e sapete a cosa mi riferisco, può darsi che abbiamo delle buone possibilità di raggiungere comunque la finale. Vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà il Catanzaro al Ceravolo. Mancherà Brunori per squalifica. Oggi arriva Diachité dalla Ternana. Marco Gullà. Un altro innesto per Eugenio Corini. Il Palermo ha chiuso per il difensore della Ternana Diachité, che già oggi sarà rosanero e a disposizione del tecnico, ma che probabilmente non potrà essere arruolabile per la partita che il Palermo giocherà domani a Catanzaro. Un anticipo che è uno dei derby del sud, del campionato cadetto. È una squadra che spesso ha vinto e ha alternato sconfitte, dunque sull'equilibrio generale diciamo che non è la partita proprio giusta perché è una squadra che fa gol e noi abbiamo dimostrato di farne ma anche di subirne, dunque mi aspetto oggettivamente una partita dove le due squadre proveranno a giocare, proveranno a superarsi e noi su questa attenzione, su quel qualcosa in più su cui abbiamo lavorato possiamo fare la differenza e questo che è quello che ho detto l'altra volta e che non mollerò un centimetro su questo, dobbiamo andare a cercare. Eugenio Corini sceglie la strada della continuità. A Catanzaro dovrebbe essere confermata gran parte della formazione che ha battuto il Modena. La più grande novità riguarda l'attacco. Brunori è squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Soleri, eroe dell'ultima partita. Out anche Lucioni Desplances, entrambi infortunati. Insigne e Di Francesco completeranno il reparto offensivo. Al centro della difesa conferma per Nedelciaro e Ceccaroni. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.